Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una streaming di Sibille Interattive del Marietto Veneziano. Vi ricordo che abbiamo gli appuntamenti con Hildegarda il lunedì sera alle 21:15 nel suo canale, poi mercoledì sera, cioè nel suo canale, nel suo programma, poi mercoledì sera alle 21:15 nel mio programma, sempre con Hildegarda, e poi venerdì sera alle 21:15 con Hildegarda. Vi ricordo agli amici che ci seguono da Face che se vogliono fare una domanda prima si dovrebbero iscrivere a StreamYard, se no sono irricevibili perché non si capisce chi fa la domanda. La domanda deve essere chiaramente chiara, deve essere precisa, deve avere dei contenuti che fanno in modo che le sibille sia facile aggrapparsi alla scia energetica. Vi ricordo anche che abbiamo due gruppi, radionica radiestesia e abbiamo anche i casti sacerdotali. Quindi potete iscrivervi, è gratuito. Per chi vuole fare la domanda, chiaramente nome e data di nascita. In più abbiamo il sito al Capitano dove il vostro Marietto dal 2015 ha messo più o meno 20 ebook, aiutato poi nel tempo da Hildegarda. Possiamo dire che hanno scaricato più di 175.000 ebook. Quindi il sito funziona, sono gratuiti e questo è già una possibilità. Ci sono praticamente hanno scaricato più di 2 milioni e 500.000 circuiti radionici quadranti radiostesici funzionanti. Più abbiamo una sezione shop nel sito dove si possono acquistare ad esempio questo un talismano, un moneta magico che costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Questo è un sito questo è un ciondolo molto importante e questo amuleto è importante perché ha delle caratteristiche in un certo senso profonde, serie, ha delle caratteristiche di protezione veramente, come si suol dire, all'altezza del prezzo. Poi chiaramente per chi vuole facciamo riti propiziatori per il lavoro, per amore, per il benessere, per le ditte, insomma abbiamo una palette di servizi sicuramente a pagamento che, che possono usufruire chi è interessato a investire nel proprio benessere. Bene, cari amici, detto questo, abbiamo questa mezz'oretta, questa finestra che il Marietto dà, no? A tutti quelli che vogliono fare delle domande. Mi raccomando, le domande devono essere in un certo senso dettagliate, con il nome e la data di nascita. Quelli di Face si devono iscrivere alla piattaforma StreamYard che è gratuito. Intanto saluto Elisa, Alessandra, Maria e Patrizia che per il momento si sono uniti a noi in questa carrellata del sabato mattina. Bene, iniziamo con la prima domanda. Andiamo a vedere e la prima domanda è ecco, la nostra Alessandra fa una bella domanda. Marietto, Alessandra del 71, amore, arriva qualcuno di valido? Grazie. È una bella domanda. Perché è una domanda che fa capire che in giro c'è tanto fumo ma poco arrosto. Quindi useremo prima il pendolino. Vi ricordo che se volete anche delle domande in privato con più dettagli o con anche aiuti in strategie per risolvere alcuni problemi, il legale Marietto Veneziano sono a disposizione, basta che ci contattate, sono poi 20 euro 45 minuti. Bene, vediamo un po' se per la nostra Alessandra arriva qualcosa di valido in amore. Ma sembra che nel 2022 porti con sé qualcosina che sembra interessante, sembra interessante. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono per la nostra Alessandra. Vediamo un po'. Riceverai sicuramente qualche buona notizia,
qualche notizia interessante riguardo il lavoro, vedi? Messaggio fa capire che ci sono delle buone notizie anche perché c'è un omaggio prezioso. Quindi fra non molto, Alessandro, dovresti incominciare ad avere informazioni più precise su qualche nuova amicizia che potrebbe essere interessante, ma andiamo a vedere in dettaglio. La maritata. Nel passato sembra che si sia mosso di positivo, però adesso ti vedo, vediamo un po' com'è la storia qua. Mm, Sono caduto. Ma guarda, Alessandro, la situazione com'è? Come evolve? Allora, nel passato vedo che c'è stato un gran lavoro per fare qualcosa di serio, anzi sembrava quasi che la cosa fosse, non so se tu sei sposata o quella persona aveva una moglie, però vedo che c'è stato un grande lavoro, no? Non so se tu hai dei figli, Alessandra, però c'è stato un grande lavoro e sembrava quasi che la cosa andasse in porto. Vediamo un po' se alzando leggermente andasse in porto. Poi purtroppo ci sono stati dei blocchi importanti, dovuti a denaro, dovuti a gelosie, insomma dovuti a delle preoccupazioni che hanno infranto quella cosa che stavi costruendo. E chiaramente c'era della buona volontà. Nel presente io vedo che c'è una donna giovane, ci sono nuove cose, vedi? La donna giovane è malattia, il nemico, tu che piangi. Nel presente io, Alessandra, non vedo qualcosa di positivo. Vedo che stai soffrendo, vedi pianto, giù di morale, gente che magari non dico che ti stalkerizza, ma ti guarda, ti spia, ma in modo non positivo, negativo. E poi vedi una donna giovane. Non vorrei che sia per colpa di una donna giovane che trovi queste difficoltà. Poi vediamo un po' il futuro, Alessandra, per la nostra amicizia. Vedo che ti darai da fare o un viaggio c'è, però c'è un cambiamento e tu sarai positiva, aspetterai qualcuno. Vedo che c'è un futuro diverso da adesso, un futuro molto più, come si suol dire, importante, un futuro che porterà sicuramente dei frutti perché c'è questo cambiamento positivo e tu che sei speranzosa e aspetti una risposta, aspetti qualcuno, proprio perché questo momento presente è un pochettino impegnativo, un pochettino sopra le aspettative in senso negativo, sei molto provata, ma nel futuro vedo che ti muoverai in modo positivo e ti muoverai in modo, come si suol dire, attivo, proattivo e vedo dei cambiamenti positivi e tu che lo aspetterai. Infatti vedo qualcosa di positivo in arrivo, però attenzione che c'è il gatto con la superbia, vedi? Non dico, c'è questo amore che arriva, praticamente sembra quasi ostacolato da cose che non sono vere, che non sono realistiche e ti dico già che sarà una persona che arriverà molto probabilmente da lontano. Sarà una persona che arriverà da lontano perché è anche più grande di te molto probabilmente, perché vedi, gran signore, leggerezza, speranza e blocco. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto probabilmente, no? Aspetta, che l'Alessandra dice fanno giù. Ah, ecco, l'Alessandra fa un appunto, perché premetto, io l'Alessandra non la conosco, forse anche una delle prime volte o delle poche volte che fa delle domande in diretta, però fa un appunto. Presumo che lui oltre la maglia abbia avuto relazioni, oltre la moglie abbia avuto relazioni più figlio con donna giovane. Ah, ecco, allora c'è già un lui, eh. Quindi Alessandra ha arricchito giustamente. Però ritorniamo sul finale. Il finale ci fa capire che molto probabilmente questo contatto nuovo che avrai è una persona molto più grande che ti vorrà bene, sarà una persona che sarà lontana, non sarà nelle tue vicinanze, non sarà nelle tue vicinanze, quindi di conseguenza
tu sarai forte e speranzosa, però ci saranno dei piccoli blocchi, delle piccole incomprensioni che molto probabilmente saranno superate perché vedo che lui, essendo una persona, un gran signore, è una persona con una certa, come si suol dire, qualità, anzi è pieno di qualità questa persona che incontrerai. È più grande, ti vorrà bene e tu sarai fiduciosa, però attenzione che ci potrebbero essere dei piccoli blocchi. Quindi diciamo che la situazione da cui stai partendo è una situazione difficile, una situazione col freno tirato a mano, non è certamente facile, però vedo che incontrerai appunto una persona nuova, molto probabilmente o per un viaggio o perché hai avuto, come si suol dire, ti sei attivata per incontrare nuove persone e vedo che i risultati poi ci sono perché c'è il gran signore, no, che rappresenta il meglio che si possa trovare per una relazione, poi però sarà un tipo, stai attenta che è lontano, non è nelle tue vicinanze e qui però ti darà vigore e forza. Però attenzione che ci sarà un piccolo blocchino. Quindi sì, questo momento difficile che stai passando sarà superato e sicuramente in meglio. Aspettate un momento che vedo di attivare un po'. Aspettate qua, forse questo. Aspettate, vediamo se riesco per farvi vedere meglio le sibille. Vediamo un po'. E voilà. Un po' di luce in più per le nostre amicizie. Bene, andiamo avanti. E l'Alessandra ringrazia. Bene. Bene, andiamo avanti. Fatemi vedere. E vediamo la Elisa. La Elisa Sorrentino. Allora, riuscirò a ottenere un finanziamento breve per la mia attività? Elisa chiede se a breve riuscirà a ottenere un finanziamento. Vediamo un po'. Ma diciamo Elisa che sicuramente ci sarà da lottare, no? Ma qualcosa o qualcuno ti aiuterà. Vediamo un po' questo, questo aiuto finanziario se arriverà. Un po'. Casa, vedo che sei molto preoccupata, vedi? Vedo che sei molto preoccupata perché vuoi raggiungere una sicurezza, però vedo che la cosa è ancora lontana, non è per domani, eh. Vedi, già il taglio ci fa capire che la situazione, Elisa, è un po' difficile da affrontare, eh. Non è che in un certo senso troverai facilità, perché ti vedo già il dispiacere per una casa, per un qualcosa che la casa è sempre simbolo di sicurezza, di lavoro e via dicendo. Vediamo un po' la nostra Elisa. Guarda Elisa, non è per domani, te lo dico già perché ho già visto il finale, è un finale impegnativo. Allora, nel passato ci sono stati dei blocchi importanti, eh, vedo che c'era delle comunicazioni che ti bloccavano in modo importante, poi sembra che qualcosa si sia sbloccato, no? Vedo infatti un affare, un contratto, qualcosa che sembrava sbloccarsi. Però nel presente vedo che sei una donna forte, vedi, in un certo senso virtuosa, però c'è un però. C'è il però che vedi andare via questo affare del denaro, dell'aiuto,
certo ti dai da fare, sei attiva e vedo anche il mercante, qualcuno che deve decidere se darti questo finanziamento che è un pochettino, in un certo senso, pragmatico, ecco, mettiamolo giù così. E quindi tu vedi andare via sempre più lontano questa possibilità di un aiuto. Ma il futuro com'è che è importante? Il futuro ci saranno delle novità che però ti lasceranno un pochettino giù di morale, ti faranno sentire un pochettino, insomma, triste, no? E questo, però tu sei una donna forte, cercherai di ritornare su alcuni tuoi passi, ma anche lì vedo che ci saranno delle problematiche, sarai giù di morale. Poi ci saranno delle possibilità, vedi, delle possibilità di riattivare questa possibilità di avere il prestito, no? Però e sembra che quasi la fortuna sia dalla tua parte, vedi, il finale è questo. Però vedi, poi c'è morte, perdita di denaro e nemico. Sembra, queste quattro carte, sembrano che all'inizio ci sia questa possibilità ancora di aprire, no? Nella direzione di avere una, come si dice, un finanziamento per l'attività. E poi, vedi, attualmente vi ricordo anche che le sibille vanno massimo 6-9 mesi, no? Proprio con un colpo fortunato a un anno. Quindi io vedo che il finanziamento, se ci sarà, sarà un finanziamento che non sarà a positivo, perché vedi morte, gelosia, nemico. Sono tre carte che effettivamente fanno capire che ci saranno dei blocchi importanti e anche perdite di denaro. Stai attento che tipo di finanziamento firmi, perché qui vedo perdite di denaro e vedo che gente che te lo farà firmare non sarà tua amica. Stai attenta. Quindi il pendolino ha detto sì perché alla lunga distanza molto probabilmente avrai un aiuto, ma per i prossimi mesi vedo che ci saranno delle situazioni difficili da superare. Alla fine avrai sicuramente qualcosa, ma mi sembra più una mela avvelenata che qualcosa di propositivo. Bene. Adesso abbiamo una nuova amicizia che è Patrizia. Ciao, sono Patrizia, nata il 63, riuscirò a vendere la mia casa ereditata? Grazie. Vediamo un po' la nostra Patrizia se riuscirà a vendere la sua casa ereditata. Beh, sembra proprio che con un colpo e un po' di attenzione sembra quasi che la Patrizia riesca. Vediamo un po' le sibille cosa dicono per la nostra amicizia, per la nostra Patrizia, se riuscirà a vendere la casa ereditata. E riceverai delle belle notizie molto probabilmente fra un po', Patrizia. Riceverai qualche notizia incoraggiante, qualche notizia, vedi, il messaggero, sembra quasi che ci sia qualcosa che si sblocchi. Ma vediamo in dettaglio le sibille. Beh, vedo che sospiri, hai paura di non venderla. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' per la nostra amicizia. Allora, nel passato, ok, abbiamo capito che l'hai ereditata questa casa, e quindi vedo che sei una donna forte, sei una donna combattiva, hai molto probabilmente parlato con molte persone o alcune persone, eh, e vedo che sembra quasi che ci sia stato dei tentativi di contratti nel passato, ma erano dei tentativi di contratto che non so se l'hai dato a qualcuno, non so se, però vedo che chi doveva decidere, non so se tu o l'agenzia, l'ha fatto in modo pragmatico, e forse ti ha fatto vedere delle possibilità di vendere a gente che già si era proposta. E, però tu vedi che c'è una novità e hai paura di perdere questa possibilità di venderla. Questo è il presente, quindi se non è già avvenuto, molto probabilmente devi in un certo senso stare attenta perché qua vedo
una persona che analizza l'affare, vedo che c'è un ritorno, molto probabilmente ti faranno un'offerta, che però è un'offerta troppo che vedo che non ti soddisfa perché ti sembra quasi di perderla, di regalarla via questa benedetta casa e sei in un certo senso amareggiata, hai paura. Poi com'è il futuro? Il futuro tu ti darai da fare perché sarai giù di morale, perché il periodo storico per vendere casa non è dei migliori, anche se la regali, la casa ormai è diventata quasi un costo, no? Se è una seconda casa e soprattutto se si è ereditato. E quindi vedo che ti darai da fare e sembrerà quasi dei colpi di fortuna che gente molto probabilmente si interesserà, però vedi, ti faranno sempre delle offerte che sembrerà quasi che ci perdi. Perché poi infatti c'è gelosia che è il simbolo della perdita di guadagno, poi c'è morte qua e tu sei malinconica. Quindi è una situazione un po' tribolata, non è una situazione per domani. E poi vediamo, avrai molti contatti, però molti saranno contatti fasulli, vedi il nemico, poi ci sarà un cambiamento e riceverai un messaggio. Quindi le sibille non ci dicono che l'affare lo farai, che l'affare riuscirai a vendere sta benedetta casa, e ti dicono di stare molto attento perché ti faranno delle offerte che non saranno interessanti e vedo anche che ci saranno delle persone che lotteranno contro di te, no? Ti spieranno per fare in modo che ci sia un cambiamento. Quindi riceverai delle notizie, ma non vedo il contratto non lo vedo ancora, Patrizia. Quindi devi aspettare ancora un po', perché molto probabilmente tutte le offerte che ti faranno, anche se è dato in mano a un'agenzia, saranno sotto le tue pretese. Intanto vedo che la Elena ringrazia, cioè la Elena, l'Elisa, scusate. Vediamo un'altra domandina. Voilà, la presenza abbiamo già fatto. E vediamo la Maria Gesualdo, Maria Gesualdo che mi sa che ha già fatto la domanda ieri. Vediamo un po' la nostra Maria Gesualdo, che ha fatto la domanda ieri. Vorrei sapere se nel lavoro riusciremo a superare il momento critico che stiamo attraversando. Beh, vediamo un po' se riusciranno a superare questo momento critico. È proprio critico, È proprio duro, però sì, vedo che sarà durissima, però vedo che la situazione, Maria, non è facile, Non è facile. Vediamo un po' se riuscirai a superare questo periodo difficile che state superando. Vediamo un po'. Beh, c'è buona volontà, sembra che ci sia un ritorno a un voler fare, a un voler attivarsi, vedi il ritorno a qualcosa di positivo. La volontà c'è, però adesso vediamo un po' cosa mi dice. Malinconia, vedo che sembra che gli affari stiano andando via. Sono molte persone nervose in questo momento. Dopo spostiamo. No, non è facile, Maria. Allora, vedo che ultimamente c'è stata molta malinconia, molti pensieri, no? E gli affari sembrano che appunto stiano per scappare, vedi? La solitudine, le vedi andare via l'affare, no? Però sperate sempre nella fortuna e avete sempre un occhio rivolto verso la fortuna. Questo è importante, essere positivi. Sei speranzosa, però vedo che sei un po' circondata da persone che dicono tutto il contrario di tutto e poi vedo che ci sono i deliranti, che è una carta di nervosismo, di perdita di denaro, di persone che dicono il contrario di quello che... Quindi nel presente vedo la situazione catastrofica.
veramente difficili. Nel futuro invece vedo che una persona importante vi darà una mano e c'è volontà di superare questo periodo importante. Vedo che il nero è adesso, ma fra qualche mese vedo la fedeltà, l'amore, la persona che cercherà di aiutarvi in una nuova ricrescita, in una nuova rinascita e poi da lontano arriveranno anche informazioni positive di voler ricompattare la situazione, anche perché, vedi, tu sei una donna forte che vincerai su queste avversità. Quindi diciamo il brutto sembra essere passato. E poi, visto che si parla di attività, vediamo un po' che c'è la superbia, il mercante, la riunione e il sacerdote. Quindi sembra che l'attività debba riprendere come ai vecchi tempi. Certo, bisognerà mettere a posto magari qualcosa a livello legale, magari bisognerà mettere con questi Green Pass, queste situazioni un pochettino difficili, bisognerà rimettere un po' le cose a posto, però vedo che il mercante e il lavoro sembrerà ritornare ai vecchi fasti. Quindi sembra che questa situazione, con le poche informazioni che ho e le sibille riescono a capire, diciamo che sembra quasi che la situazione in futuro, massimo 9-12 mesi, debba ritornare ai vecchi tempi gloriosi in cui si era orgogliosi di lavorare in questo posto. Attualmente vedo proprio che la situazione è difficile, morte, falsità, deliranti, tu speranzosa però, è sempre in forma. Quindi diciamo così, per il momento l'abbattimento morale è giusto, c'è perché la situazione è difficile, ma poi vedo che la situazione migliorerà, migliorerà e alla fine, con l'aiuto anche di una persona importante, e alla fine la situazione dovrebbe uscire vittoriosa per voi. Quindi c'è un ritorno ai vecchi fasti, vedi? Lavoro, certo, attenzione perché dovete stare un po' attenti alle questioni legali, non so se è per il Covid, se è per una questione di controllo del Green Pass, però qui c'è. Bene, cari amici, vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ricordo lunedì sera il The Garden nel suo canale alle 21:15, mercoledì il Marietto Veneziano sempre alle 21:15 e chiaramente venerdì alle 21:15. Grazie cari amici e alla prossima, ciao, vi aspetto